Eder, Mac, Pallister. Noi siamo abituati durante la settimana a ognuno per sé, no? Perché va a trovare i suoi amici regionali, perché lei lavorava in regione, e allora anch'io ogni tanto andavo con loro a bere un caffè, a chiacchierare. Dopodiché ognuno è andato per conto suo, no? Io ero dell'idea che comunque lei andava giù, va un po' per i negozi, un po' così dappertutto, e abbiamo sempre quella di trovarci a casa a una certa ora, verso le 4, le 3, le 4, così, queste ore qua. Io mangio qualcosa, vado giù in città, che avevo parcheggiato la macchina vicino Barcola, e praticamente metto la bici dentro e vengo a casa. Sul cellulare di Liliana c'erano dei messaggi di Claudio. È possibile che tu li abbia visti? No, non lo so, io non ho mai guardato il suo telefono, i suoi messaggi e le sue cose. Comunque non voglio parlare di questo, guardati. In un'altra versione ovviamente dici di averli visti. Comunque interessante, tu non guardi il telefono di Liliana, ma quel pomeriggio, prima di allarmarti, quindi in una condizione normale, arrivano i messaggi di Gabriella, arrivano sul telefono di lei, e tu che non guardi il telefono di Liliana non si capisce come mai li vai a leggere. Oltretutto i messaggi fanno un piccolo sibilo quando arrivano, non è sicuramente il suono di una telefonata. E tutti dicono è lui, 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 è lui,
è lui, capisci? Grazie Lilli, grazie. Grazie Lilli che sei lassù. Grazie Lilli che sei lassù. Grazie Lilli che sei lassù. Grazie. E adesso Lilli vola. Lilli vola. Vola nel cielo, sorridente, felice. Ha trovato la sua serenità e mi proteggerà. Ieri Nuzzi cercava in tutti i modi di convincere Sebastiano che la riesumazione di una nuova autopsia sia la migliore cosa possibile per trovare la verità. Ma l'umore di Sebastiano non era dei migliori. Per lui si tratta di una cosa molto dura. Ricordiamo che la sua intenzione dal primo secondo era quella di cremare il corpo di Lilli. La decisione di riesumare il corpo è nata tra i consulenti e sarà in questi giorni formulata ufficiale richiesta alla procura. Dopodiché conosceremo la data in cui si procederà. Se Sergio Resinovic non si fosse opposto alla cremazione, oggi la Cattaneo avrebbe richiesto la riesumazione e noi avremmo detto il corpo non c'è più e saremmo rimasti con un dubbio eterno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.